Rientriamo in diretta all'interno del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, cominciamo dalla Serie B per il Palermo, un'altra sconfitta in trasferta. La Juve Stabia vince per 1-0 con un gol di Cacciamani, rosanero che scivolano al sesto posto in classifica e adesso è una crisi di risultati. Marco Gullà. Inconcludente, senza carattere, meritatamente sconfitto. Con un gol nel primo tempo del giovane Cacciamani, la Juve Stabia batte il Palermo 1-0 e manda in crisi i rosanero alla terza sconfitta nelle ultime 4 partite. Al Menti di Castellammare è andato in scena il remake di Catanzaro, un'altra prestazione da film horror, quella degli uomini di Inzaghi, mai pericolosi e sempre fuori dal gioco. Centrocampo che non funziona, attacco poco servito e questa volta anche la difesa è stata poco efficace, soprattutto in occasione del gol dei Campani. Regna l'equilibrio nella prima mezz'ora, anche se è la Juve Stabia ad avere più cazzimma. Il Palermo non riesce a creare gioco. Ranocchia, che dovrebbe fare il regista, gira a vuoto. Così è la Juve Stabia a passare in vantaggio. Cacciamani approfitta di un clamoroso scivolone di Pierozzi, punta Bani e con il sinistro scaraventa alle spalle di Joronen la palla del vantaggio giallo-blu. Ti aspetti la reazione dei rosanero, ma non arriva. Ripresa, i cambi non danno vitalità al Palermo che sbatte contro il muro campano. Nessuno riesce a sfondare, anche gli esterni balbettano, poi Giampalo non viene mai servito. Inzaghi striglia i suoi, ma la squadra non reagisce. Nel finale, unica occasione per i siciliani, calcio di punizione sprecato però e palla in curva, tirata da Augello. Rosso nei secondi finali per Ranocchia, la copertina di una giornata da dimenticare. Abbiamo sbagliato l'approccio, purtroppo siamo ricascati negli errori che ci avevano già fatto perdere la scorsa partita a Catanzaro. Mi dispiace, oggi c'è solo da chiedere scusa, da imboccarci le maniche, probabilmente quello che stiamo facendo non è abbastanza, lavoreremo ancora più sodo. Adesso parliamo del Catania, in campo per dare assalto all'Altamura per riprendersi, seppur provvisoriamente, la vetta della classifica, il servizio di Tonino De Mana. Porte aperte del Massimino alle 12 con il consiglio della società ai sostenitori di andare allo stadio con congruo anticipo rispetto all'inizio del match previsto alle 14:30. Catania-Altamura non è una sfida di cartello, ma per gli uomini di Toscano vale comunque la vetta della classifica, seppur provvisoria, visto che la Salernitana giocherà domani sera. È un Catania in crescita, i risultati arrivano e il gioco è più fluido. Toscano prende atto dei progressi, ma non sottovaluta l'Altamura. È una squadra che ha dei principi ben definiti e per questo questa settimana abbiamo dedicato più tempo alle sedute video, perché hanno dei principi ben definiti e tanti che devi riconoscere durante la partita. Meno a centrocampo, dove dovrebbe essere riconfermata la coppia Quaini di Tacchio, con Corbari e Gimenez pronti a subentrare a partita in corso o dall'inizio al posto di uno dei due diffidati. In difesa, complice la maxi squalifica di Gherardi, ci sarà Pieraccini. Sasà sta lavorando bene, anche a Caserta è entrato, ha determinato nel gol, ha lavorato come doveva fare, ha dato il cambio dopo uno spezzone di partita importante a Francesco Forte, che fa un lavoro straordinario. Arriverà il momento di Caturano, arriverà presto. E scende in campo anche la squadra di Diretta Stadio con collegamenti dal Massimino a partire dalle 14. Alla fine del match le interviste ai protagonisti. Adesso parliamo del Trapani che al provinciale contro il Picerno ha ottenuto il terzo successo di fila, aggaggiando così la zona playoff. Il servizio di Sergio Colosi. Ancora una vittoria per 2-1, la terza consecutiva. Ancora un gol nel recupero dopo Crotone, a dimostrazione che questa squadra ha carattere e infinite risorse. Il Trapani va oltre i problemi amministrativi ed entra in zona playoff. Il successo in rimonta sul Picerno porta la firma di Manuel Fischnaller, grande protagonista con una doppietta nella seconda parte di gara. I complimenti di Giro ai ragazzi, perché oggi hanno dimostrato ancora una volta di avere gli attributi
e dopo una settimana intensa come quella che è stata sicuramente va a loro il tributo, i complimenti e veramente gli applausi, perché veramente vincere una partita come quella di oggi e come è stata, come si era incanalata, sicuramente testimonia che è un grande gruppo ricco di valori dentro e fuori il campo. Il Trapani soffre, rischia di subire la seconda rete. Galeotti lo salva e poi l'esplosione di gioia per un altro finale da 3 punti. Da migliorare la fase difensiva. Qualità, alternative e imprevedibilità in quella offensiva. Prossimo impegno a Potenza. Il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti. Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Il maltempo sferza la Sicilia con raffiche di vento e nubifragi, disagi e allagamenti da Licata a Milazzo sull'autostrada Messina-Catania e nell'area tra Acireale e Fiumefreddo. Il sistema Cuffaro travolge il centrodestra in Sicilia, gli alleati di governo in pressing su Schifani per l'azzeramento della giunta. Da domani gli indagati davanti al GIP, tra loro l'ex governatore Scudo Crociato e il deputato Saverio Romano. Barelle nei corridoi, locali angusti e personale medico dimezzato. Blitz dei parlamentari siciliani di Italia Viva nell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Minaccia l'ex con una pistola, poi le distrugge il B&B. La donna chiama i carabinieri e lo fa arrestare dopo anni di vessazioni. In manette un 39enne di Cefalù. Picchia l'anziana madre per sottrarle il denaro e comprarsi la droga. A Catania arrestato un 30enne per maltrattamenti, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Calcio Serie C, la Catania re della classifica per una notte, supera l'Altamura grazie ai gol di Di Gennaro e Cicerelli. Vittorie casalinghe anche per il Trapani e il Siracusa, salva la panchina di Turati. In Serie B il Palermo perde contro la Juve Stabia in trasferta e si allontana dalla vetta della classifica. Inzaghi chiede scusa, lavoreremo ancora più sodo. Ben trovati e buona domenica. Lo avete sentito oggi, maltempo diffuso in tutta la Sicilia con allagamenti in diverse località da Licata a Milazzo, difficoltà anche sull'autostrada A18 Messina-Catania e disagi nella zona tra Acireale e Fiumefreddo, ma ci dice tutto nel servizio Francesco Triolo. Attesa e segnalata l'ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sulla Sicilia, la Protezione Civile regionale aveva dato l'allerta gialla e infatti si sono verificati diversi disagi e allagamenti in alcune aree dell'isola, attivati anche 4 centri operativi comunali nei comuni di Licata, Santa Lucia del Mela, Saponara e Milazzo, mentre la sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha mantenuto un costante monitoraggio della situazione attraverso il raccordo con i sindaci e i presidi territoriali. Particolarmente colpiti la zona di Licata, dove fin dalle prime ore del mattino sono state operative numerose squadre di volontari della Protezione Civile in supporto ai vigili del fuoco e alla polizia locale, impegnate in interventi di soccorso alla popolazione, rimozione di fango e acqua e messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite. E intense precipitazioni di questa mattina hanno lasciato il segno. Questa, per esempio, è la strada comunale Marcotto a Licata. Sempre nell'Agrigentino si è alzato il livello del fiume Salso. Una bomba d'acqua accompagnata da forti raffiche di vento si è abbattuta poco prima di mezzogiorno tra Cireale e Fiumefreddo, causando allagamenti e disagi alla viabilità. Le criticità maggiori si sono verificate a Giarra e Fondachello di Mascali, dove l'acqua ha invaso un sottopasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso una coppia di anziani a bordo di una vettura in panne. Ad Acireale il vento ha divelto una lamiera installata per i festeggiamenti di Santa Venera, allagata alla 18 nel tratto Giarra e Fiumefreddo. Vento, forte pioggia e disagi anche a Messina e Taormina, dove è crollato un albero.
A Milazzo diverse strade sono state chiuse, soprattutto nel quartiere San Paolino, così come l'Asse Viario, il Castello, Palazzo d'Amigo e tutti i siti culturali per motivi di sicurezza. Nel siracusano a Mazzarrino il sindaco ha richiesto l'intervento di squadre di protezione civile per la rimozione di fango e detriti dalle strade comunali, mentre a Palermo i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere e mettere in salvo alcune persone, un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell'acqua alta in via Ugo La Malfa, in prossimità del sottopasso di accesso a Viale Regione Siciliana. E adesso la politica regionale è sempre più bufera sul centrodestra siciliano a causa dell'inchiesta della Procura di Palermo sul presunto sistema Cuffaro. Le dimissioni dell'ex presidente della regione dai ruoli politici però non spengono le tensioni e proprio tra gli alleati di governo c'è chi spinge per l'azzeramento della giunta Schifani. Maglio viola. Il presunto sistema Cuffaro, così come ricostruito dalla Procura di Palermo, rischia di travolgere il centrodestra isolano. Inizia domani una settimana difficile, forse la più complessa dalla nascita di questa maggioranza. Sono previsti gli interrogatori dei 18 coinvolti nell'inchiesta. Prima toccherà a personaggi minori, poi ai manager della sanità e ai funzionari delle aziende controllate dalla regione e infine a politici e loro collaboratori. Gli interrogatori si concluderanno venerdì 14 e dopo il GIP dovrà scegliere se procedere con gli arresti domiciliari nei confronti di tutti, di alcuni o di nessuno. Nel frattempo, sul fronte politico, per Schifani si tratterà di prendere decisioni difficili, fermo restando il massimo riservo annunciato dal governatore dopo le sospensioni dei dirigenti. Se l'opposizione continua a insistere sulla richiesta di dimissioni, per la maggioranza questa eventualità al momento è fuori discussione. Si parla invece a gran voce di far tabula rasa in giunta e ripartire da zero. Lo chiedono in modo diverso da una parte Fratelli d'Italia, dall'altra parte l'ex governatore Raffaele Lombardo. Fratelli d'Italia pensa a una giunta fatta interamente di tecnici per approvare la finanziaria e organizzare questo scorcio di legislatura, probabilmente per darsi anche il tempo di preparare le prossime elezioni. All'azzeramento della giunta pensa anche Raffaele Lombardo, che consiglia di chiudere anche con i vertici della sanità e ripartire da zero con persone inavvicinabili e che abbiano la competenza per mettere in atto una riforma integrale del sistema. Sullo sfondo resta una Democrazia Cristiana che dopo le dimissioni di Cuffaro convoca per la settimana successiva la direzione per tentare di salvare un partito messo alla gogna mediatica dalle intercettazioni. E intanto un caso emblematico che fotografa lo stato della sanità siciliana è quello dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. A dirlo è Italia Viva, che ha effettuato una visita istituzionale nella struttura ospedaliera e ha visitato anche il centro di cardiochirurgia pediatrica. Sentiamo. Barelle, nei corridoi un pronto soccorso con locali angusti e personale medico dimezzato con solo 6 medici su 12 necessari. È il resoconto del blitz effettuato da una delegazione di Italia Viva con in testa il deputato nazionale Davide Faraone e la senatrice Daphne Musolino all'ospedale San Vincenzo di Taormina. L'ospedale di Taormina ha delle gravi carenze per quanto riguarda soprattutto il pronto soccorso, per i locali che sono insufficienti e anche per il personale soprattutto medico che viene in qualche modo compensato con i contratti di una cooperativa o comunque con l'utilizzo anche degli specializzanti, ma certamente c'è bisogno di investire di più. Noi abbiamo visto una sala stanteria in pronto soccorso che in condizioni veramente disastrose, con pazienti costretti a stare anche 3-4 giorni in uno sgabuzzino, perché questo si può definire, o le barelle strutturalmente nei corridoi del pronto soccorso, e questo è assolutamente intollerabile. E sulla cardiochirurgia pediatrica dicono è un centro depotenziato dalla precarietà e da una grave carenza di medici, solo 3 in servizio rispetto ai 6 previsti, costretti a turni eroici. Un resoconto emblematico, quello dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, hanno concluso i membri della delegazione di Italia Viva che fotografa il grave stato della sanità siciliana. La cronaca, prima la minaccia con una pistola, poi le devasta il B&B con una mazza da baseball. È accaduto a Cefalù, in provincia di Palermo. Un uomo di 39 anni è stato arrestato. Marco Gulla. Con una mazza da baseball ha devastato i locali di un B&B a Cefalù, di proprietà della sua ex, che ha poi chiamato i carabinieri facendo arrestare l'uomo, 39 anni, noto alle forze dell'ordine. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato e minaccia. L'intervento dei militari è scattato dopo una drammatica richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112. Una donna segnalava che il suo ex compagno stava distruggendo i locali di un B&B di sua proprietà. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, la scena
scena che si è presentata davanti ai loro occhi era quella di un vero e proprio atto di furia distruttiva. L'uomo armato di mazza da baseball aveva devastato arredi e suppellettili della struttura ricettiva. La donna ha anche raccontato ai carabinieri delle violenze e vessazioni subite da anni, spesso avvenute anche davanti ai figli minori. Ha inoltre riferito di essere stata minacciata con una pistola illegalmente detenuta dall'ex compagno. Una perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di sequestrare una pistola a pallini priva del tappo rosso, una piccola quantità di hashish, un bilancino di precisione e la mazza da baseball utilizzata appunto per distruggere arredi e suppellettili. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Termini Imerese. Ancora la cronaca, a Catania aggredisce la madre che non vuole dargli i soldi per comprarsi la droga. Viene arrestato il figlio trentenne di Librino. Desiree Ferlito. Ha provato per l'ennesima volta a salvare il figlio dalla dipendenza della droga, tanto da mettere a repentaglio la propria vita. Un trentenne è stato arrestato nel quartiere Librino a Catania per aver aggredito violentemente la madre, tanto da lasciarla esamini a terra. L'intervento degli altri due figli, che hanno allertato in lacrime il numero unico di emergenza, ha evitato il peggio. L'ira del trentenne è scattata dopo essersi accorto che la madre coraggiosamente aveva sottratto dal suo borsellino delle monete raccimolate per comprare la dose giornaliera di droga, prima di strappare dalle mani del figlio le chiavi della macchina per evitare che si mettesse alla guida in evidente stato di alterazione. Da qui le botte, fino all'intervento degli altri due figli che hanno tratto in salvo la donna. L'uomo, sotto l'effetto di stupefacenti, ha opposto resistenza ai poliziotti, invendo contro di loro con insulti, calci e sputi. È stato arrestato per maltrattamenti alla madre, tentata estorsione e resistenza pubblico ufficiale. L'anziana ha riferito ai poliziotti di aver accolto a casa il figlio dopo un periodo da lui trascorso in carcere, ma il ragazzo sarebbe diventato sempre più aggressivo, ricorrendo ad alcol e crack a cadenza ormai giornaliera. Quando non avrebbe avuto a disposizione la dose di droga, avrebbe rubato soldi alla madre ed oggetti ai fratelli, con l'obiettivo di rivenderli per guadagnare qualche spicciolo. Un esempio di legalità e coraggio. Catania commemora il trentennale della morte del penalista Serafino Famà, inaugurato il piazzale che si affaccia sul Parco Falcone. Il sindaco trentino ha detto avvocatura e magistratura sono anelli di giustizia. C'era per noi Tonino De Mana. Una corona d'alloro sul luogo dell'uccisione, una targa scoperta dai figli affiancati dal sindaco trentino per intitolargli il piazzale. Catania ricorda l'avvocato penalista Serafino Famà, uno dei suoi figli più illustri, caduto 30 anni fa per mano della mafia. Killer e mandanti sono stati assicurati alla giustizia, ma per la figlia Flavia il vuoto lasciato dal padre è impossibile da colmare. Il vuoto non si riempie mai, si cerca di sopravvivere, di andare avanti e grazie all'incontro con Libera nel 2005, quindi 20 anni fa, sono riuscita intanto a condividere la storia facendola diventare una testimonianza, a trasformare quindi la memoria in impegno, a non sentirmi più sola. 2 le giornate promosse dalla Camera Penale di Catania per momenti di riflessione e memoria condivisa. L'avvocatura ha riscoperto il coraggio della libertà, si è posizionata nell'ambito sociale con una propulsione incredibile e adesso siamo qui per rammentare non soltanto il suo sacrificio ma la sua straordinaria lezione. Il sindaco trentino, visibilmente commosso, ricorda così lo zio Serafino. Serafino cominciò a fare studio da papà e quindi sono tantissimi ricordi che mi vedono legato a Serafino, che inizialmente chiamavo zio Serafino, poi dopo la laurea cominciai a chiamare Serafino, proprio perché comunque era una persona a cui mi rivolgevo poi professionalmente, perché avevamo la stessa passione per il codice di procedura penale. Avvocatura e magistratura si fondono e diventano anelli di giustizia. Credo che sia estremamente significativo il fatto che questo Parco Famà, che è annesso a Piazzale Famà, sia frontistante a Parco Falcone, quasi a voler simbolicamente unire come magistratura e avvocatura percorrono lo stesso tragitto per l'affermazione del valore unico che è quello appunto della giustizia. L'iniziativa ha ottenuto il riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica Mattarella. Ad Agrigento i detenuti della casa circondariale tornano impegnati nella raccolta delle olive nelle campagne vicino alla Valle dei Templi, un progetto che unisce formazione, agricoltura e riscatto sociale. Davide Sardo.
Dalle celle al cuore della Valle dei Templi, i detenuti della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento tornano a impugnare zappe e rastrelli per coltivare non solo la terra, ma anche la speranza. È la seconda edizione di Viaggiare su un filo d'olio, il progetto di agricoltura sociale che unisce formazione e reinserimento in collaborazione con il Parco Archeologico ed il Frantoio Valparadiso di Naro. È un modo per fare agricoltura sociale, cioè un modo per dare un valore oltre la semplice raccolta e ottenimento dell'olio, un valore simbolico che è anche una speranza, un insegnamento e soprattutto per le persone che partecipano è l'inizio di una nuova attività, una nuova vita e perché non una nuova attività professionale nel campo dell'agricoltura. Quest'anno la raccolta delle olive si sposta tra gli olivi secolari della Valle dei Templi, simbolo di storia e rinascita. Dalla loro cura nasce la rupe, un olio d'eccellenza che racconta un percorso di riscatto. Il 19 dicembre a casa Diodoros, l'evento conclusivo, i detenuti impasteranno pane e presenteranno il frutto del loro lavoro. Un gesto semplice ma dal valore profondo, come il profumo di libertà che si sprigiona da ogni goccia d'olio. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, con le partite di oggi, il Catania che vince ed è re della classifica per una notte, poi anche il Siracusa vince in casa ed è salva la panchina dell'allenatore. Ci fermiamo a tra poco. Bentrovati, adesso lo sport, il calcio, partiamo dalla Serie C, il Catania supera nella ripresa la resistenza dell'Altamura, segnano Di Gennaro e Cicerelli, decisivi anche i cambi ed è primato provvisorio. Marco Carli. Si dice che una squadra forte sa vincere le partite anche quando sono scorbutiche. Dimostrazione ulteriore al Massimino, dove il Catania riesce ad avere la meglio sulla resistenza dell'Altamura, che aveva perso una sola partita negli ultimi 2 mesi. Toscano cambia davanti, Caturano dal primo minuto, poi la stessa formazione iniziale di Caserta. In avvio, dopo un'occasione ospite con Zazza scaturita da una punizione di Lepore, il Catania guadagna subito campo. Un bel lancio di Di Gennaro trova la corsa di Lunetta che dal limite dell'area fa partire una conclusione poco potente, facile per Viola. Serve pazienza, ma il Catania non riesce a muovere velocemente il pallone e a riconquistare palla sulla tre quarti difensiva avversaria. Cicerelli serve Casasola che è in fuorigioco, poi la sfera balla davanti alla porta di Viola, ma l'arbitro aveva già fischiato. Anche 2 gol annullati agli Etnei nel primo tempo e un FVS per un presunto mani di Zazza su testa di Caturano. Nella ripresa il ritmo non cresce inizialmente, Curcio scalda i guantoni di Dini, poi Lunetta trova una conclusione dentro l'area che va fuori. Il Catania continua a sbattere contro il muro pugliese, allora Toscano decide di inserire forze fresche, entrano forte D'Ausilio e Corbari, proprio 2 degli ultimi innesti costruiscono una palla gol importante. D'Ausilio lancia per Forte che stoppa e conclude di poco a lato. Di Gennaro staziona per qualche minuto in zona d'attacco ed è lui che spezza l'equilibrio. Su cross di Casasola ci arriva il difensore degli Etnei, non nuovo a viaggi costanti nell'area avversaria, era successo a Foggia l'anno scorso. Il gol dell'1-0 fa esplodere lo stadio, la partita che era complicata si sblocca. D'Ausilio è l'altro fattore della gara, corre sulla destra e manda in mezzo dove Cicerelli anticipa il difensore avversario, dopo un impallo con il tacco va in gol. Il Massimino, vero fortino etneo, sfoga la sua gioia, il Catania riannoda subito il filo con la vittoria dopo il beffardo 2-2 di Caserta. Guarda tutti dall'alto in basso per una notte e raccoglie a ogni partita segnali incoraggianti sul futuro. E ci sono le parole di Mimmo Toscano dopo la partita con l'Altamura, sentiamole. Lo sapevamo che era una partita difficile, se non la sblocchi subito poi può andare incontro a nervosismo, magari a perdere l'equilibrio, la lucidità in quello che devi fare. Non abbiamo fatto benissimo nei primi 30 minuti, non mi è piaciuta la circolazione della palla, le scelte fatte, poi quando abbiamo messo energia negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora del primo tempo, abbiamo creato quelle 4-5 situazioni del rigore che secondo me ci può stare. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo con il piglio giusto, i cambi hanno fatto la differenza, hanno dato qualità, intensità.
Abbiamo portato a casa una partita difficile, ma la voglia di rimanere in partita lucidi, di essere consapevoli che se fai le cose per bene puoi portare a casa le partite, quello ci deve insegnare questa partita. Ci deve essere il coinvolgimento di tutti, devo essere bravo io a coinvolgere tutti perché tutti possono determinare in questo Catania. Non ci siamo mai nascosti dall'inizio dell'anno che vogliamo essere insieme alle altre squadre che hanno costruito squadre per posizione di vertice a competere con loro, non ci siamo mai nascosti, però lo dobbiamo dimostrare ogni partita come stiamo facendo. Terza vittoria in campionato per il Siracusa che al De Simone ha superato 3-1 il Latina, successo anche per il Trapani contro il Picerno. Sergio Colosi. Il Siracusa vince, la classifica si accorcia e la panchina di Marco Turati è ancora salva. Il 3-1 del De Simone premia l'ottima prova dei padroni di casa contro un Latina apparso la controfigura di quello che ha battuto il Benevento e pareggiato con la Salernitana. Mezzo giro d'orologio e Zanini, smarcato dal tacco di Molina, sblocca la gara. Buon primo tempo del Siracusa, Cancellieri e soprattutto Limonelli vicini al raddoppio. Pericolosi anche Molina e Zanini. Latina dalle parti di Farroni soltanto con il diagonale di Parigi nel minuto di recupero. Nella ripresa azzurri ancora padroni del campo, impreciso il destro di Molina, la rabbia agonistica di Guadagni con conseguente irregolarità di Pellitteri vale il 2-0 sul rigore di Parigini. Gol ed emozioni nel finale, al 47esimo girata vincente di Di Giannantonio per il 2-1, ma le speranze laziali di rimonta franano al minuto 51 con il diagonale di Cancellieri, migliore in campo. Dal Trapani arriva un contributo alla squadra di Turati, successo al provinciale contro il Picerno, fermo a 10 punti, uno in più del Siracusa. Granata al terzo successo di fila, sempre per 2-1, con la doppietta di Fischnaller, che vale un posto nei play-off. E adesso la Serie B, Palermo, altra sconfitta in trasferta, la Juve Stabia vince 1-0 con il gol di Cacciamani, rosanero che scivolano al sesto posto in classifica e adesso è crisi. Marco Gulla. Inconcludente, senza carattere, meritatamente sconfitto. Con un gol nel primo tempo del giovane Cacciamani, la Juve Stabia batte il Palermo 1-0 e manda in crisi rosanero alla terza sconfitta nelle ultime 4 partite. Al Menti di Castellammare è andato in scena il remake di Catanzaro, un'altra prestazione da film horror, quella degli uomini di Inzaghi, mai pericolosi e sempre fuori dal gioco. Centrocampo che non funziona, attacco poco servito e questa volta anche la difesa è stata poco efficace, soprattutto in occasione del gol dei Campani. Regna l'equilibrio nella prima mezz'ora, anche se è la Juve Stabia ad avere più cazzimma. Il Palermo non riesce a creare gioco Ranocchia, che dovrebbe fare il regista gira a vuoto, così è la Juve Stabia a passare in vantaggio. Cacciamani approfitta di un clamoroso scivolone di Pierozzi, punta Bani e con il sinistro scaraventa alle spalle di Joronen la palla del vantaggio giallo-blu. Ti aspetti la reazione dei rosanero, ma non arriva. Ripresa, i cambi non danno vitalità al Palermo che sbatte contro il muro campano. Nessuno riesce a sfondare, anche gli esterni balbettano, poi Ampalo non viene mai servito. Inzaghi striglia i suoi, ma la squadra non reagisce. Nel finale, unica occasione per i siciliani, calcio di punizione sprecato però e palla in curva, tirata da Augello. Rosso nei secondi finali per Ranocchia, la copertina di una giornata da dimenticare. Abbiamo sbagliato l'approccio, purtroppo siamo ricascati negli errori che ci avevano già fatto perdere la scorsa partita a Catanzaro. Mi dispiace, oggi c'è solo da chiedere scusa, da rimboccarci le maniche, probabilmente quello che stiamo facendo non è abbastanza, lavoreremo ancora più sodo. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. 15 turisti polacchi sono stati salvati dopo essere caduti mentre facevano parapendio. Si sono lanciati da Torre Monterosso, area Le Pergole di Realmonte in provincia di Agrigento. Forse a causa di un cambio delle correnti o per errori di manovra sono finiti tra il mare e la scogliera. A metterli in salvo sono stati i vigili del fuoco di Agrigento, i carabinieri, i soccorritori del 118, gli uomini della protezione civile di Siculiana e i militari della Guardia
costiera. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata e naturalmente una buona domenica.